Prossimamente qualcosa che sconvolgerà il mondo del calcio dilettantistico siciliano, molto presto ne saprete di più, direttamente qui da questa trasmissione Penalty che vi ricordo vi accompagna ogni domenica sera a partire dalle 19:30 con i risultati, le classifiche, i commenti tecnici e non solo dei campionati dilettantistici siciliani. Adesso, come ho già anticipato, abbiamo la parentesi dedicata al calcio a 5, al futsal, abbiamo aperto da quest'anno questa bella finestra dedicata al calcio a 5 e devo dire che ha riscosso tantissimo successo perché ancora una volta anche in questa occasione siamo diventati un piccolo riferimento anche per chi pratica questo sport che è molto vicino al calcio ma non è il calcio. E allora a tal proposito subito salutiamo in postazione tecnica Alessio Patti. Ciao Alessio. Ciao Ettore, una buonasera a tutti i nostri telespettatori. Sei contento di questo grande successo che ha avuto questa rubrica? Devo essere sincero, non me l'aspettavo. Non te l'aspettavi? Però è anche vero che analogamente al calcio siamo un piccolo punto di riferimento e come tale veniamo seguiti. Tra l'altro sottolineiamo una cosa importantissima, che se volete rivedere tutte le puntate di Penalty sin qui trasmesse basta andare nella pagina Facebook di Penalty, appunto lì avrete modo di vedere insomma tutte le belle puntate che abbiamo trasmesso da Sesta Rete e poi se volete potete anche lasciare un vostro commento. A questo punto subito i risultati di questa 21esima giornata del campionato di Serie C di calcio a 5, il campionato che più seguiamo appunto quello legato alla Serie C perché è un girone prettamente siciliano. Ennese, Città di Leonforte 0-1, Futsal Peloro, Azzurri Futsal Palermo 4-7, Juventus Gaetano Scirea, Futsal Catania 5-2, MM Futsal Club, Arbor Sporting Club 3-1, Mascalucia Arcobaleno Ispica 6-3, Mabbonat Dilettantistica Regalbuto 1-1, Nissa Futsal Virtus Termini 5-3, Progela Rea Calcio 5-3. È successo di tutto in questa giornata del calcio al 5, addirittura che la prima in classifica perde e viene raggiunta da una Nissa che invece batte in casa il Virtus Termini. Guardiamo la classifica al completo. Arbor Sporting Club Nissa Futsal 45 punti, Arcobaleno Ispica 44, Azzurri Futsal Palermo 43, Progela MM Futsal 42 punti, Juventus Gaetano Scirea 34, Dilettantistica Regalbuto 33, Città di Leonforte 32, Mascalucia 29, Ennese 22, Futsal Peloro Messina Mabbonat 21 punti, Virtus Termini 12, Real Calcio 8, chiude la classifica Futsal Catania con 6 punti. È stata una giornata importante anche perché soprattutto una squadra catanese, il Mascalucia 5, riesce a battere la prima in classifica e quindi onore e un plauso particolare va a mister Uberto Previti che ha con questa grandissima prova un po' rimesso in ordine la classifica del Mascalucia. Ma guardiamo il tutto grazie al commento di Alessio. Sì Ettore, oggi gli occhi erano tutti, i riflettori erano tutti puntati sui campi MM dove l'MM ospitava la capolista Arbor. Avevamo parlato di un MM che aveva ritrovato Ficili, un giocatore che ha dato tantissimo alla Serie C1, ebbene Ficili oggi ha segnato, l'MM ha vinto e l'Arbor ha perso il primato, o meglio lo condivide con una Nissa che invece si riprende in casa contro la Virtus Termini con 5 marcatori diversi, liquida la squadra che al momento staziona al terzultimo posto in classifica e si riprende la vetta, seppur in concomitanza sempre con l'Arbor. Sorride il Mascalucia come hai già preannunciato, una grandissima partita, 6-3 contro l'Arcobaleno Ispica, ringraziano le due capoliste e il Mascalucia ottiene 3 punti fondamentali per staccare ancora di più Ennese e Peloro e Mabbonat che perdono, ora vedremo più nel dettaglio la situazione. Appunto il Palermo, l'Azzurri Futsal Palermo si porta a -2 dalla vetta, doppiette di Torcivia e di Terranova nel campo della Futsal Peloro che
come già detto, perde un'altra occasione. Di certo non sono queste le partite da vincere, Indubbiamente. però è anche vero che la Futsal Peloro è già in serie negativa da tanto tempo e vuoi o non vuoi, qualsiasi avversario ci si trovi di fronte, i punti devono necessariamente arrivare. Lo stesso discorso vale per l'Ennese, che tra le mura amiche cede ad un Leonforte che insegue ancora un sogno playoff che comunque rimane lontano. Proprio in ottica playoff vorrei spendere due parole per la Juventus Gaetano Scirea. La squadra palermitana vince 5-2, doppietta per il capocannoniere Dorio. Questa squadra ha 8 punti di distacco dai playoff. Ma ci crede? Ci crede Ettore, e c'è stato un periodo in cui sono mancati 4 quinti della formazione titolare alla squadra palermitana. Ed è proprio questo periodo che ha condannato la Juventus Gaetano Scirea, che ad un certo punto doveva guardarsi addirittura dalle zone calde della classifica. Per chiudere, a questo punto, questa vittoria della squadra nissena, che è balzata in vetta, può essere anche di buon auspicio per il proseguo? Insomma, questa vittoria caricherà ancora di più l'ambiente? Sicuramente, il marasma dei primi 6 posti in classifica è singolare, non lo troviamo in tanti campionati. L'ambiente è carico, specie in ottica della prossima settimana, dove la squadra bianconera andrà a far visita all'Azzurri Palermo. C'è anche un altro scontro diretto, Arbor Ispica. È un campionato, Ettore, incredibile. È vero, quindi già dalla prossima settimana cominceremo ancora di più a capire questa classifica finale, no? Sicuramente. Invece in ottica play-out, il capitolo potrebbe cominciare a chiudersi la prossima settimana. Il Mascalucia fa visita a Regalbuto, in caso di conseguimento dei 3 punti e di risultati negativi delle varie Ennese, Peloro e Mabonat, potrebbe cominciare a delinearsi a questo punto la bagarre salvezza, potrebbe trovare una risoluzione definitiva. Benissimo, a questo punto ti salutiamo, ti ringraziamo, perché come al solito sei stato chiarissimo nel raccontare. Voglio dare una chicca, una chicca, voglio rimandare i nostri telespettatori ad Eurosport, perché si stanno giocando in questo periodo gli europei di calcio a 5. È giusto. L'Italia alle 21, alle 20:45 o alle 21, non ricordo bene, si giocava la propria qualificazione contro l'Azerbaigian, quindi dopo che Penalty vi avrà salutato, andate da Eurosport. Perché seguire il calcio a 5 fa sempre bene, Esatto. è sempre spettacolare a questi livelli. Sì, assolutamente. Bene, grazie ad Alessio, che rivedremo la prossima settimana. L'ultima battuta naturalmente la facciamo con il nostro ospite, che è rimasto qui con noi sino alla fine, ovvero Nino Mirabito, capitano del Città di Catania. Con lui chiudiamo dicendo che la società si è organizzata per vincerlo questo girone. Certo. Credo che voi siete attrezzati, avete un allenatore giovane in gamba che vi sta portando e vi sta guidando con una mano molto chiara. Cosa potrebbe succedere da qui alla fine? Che lo potete perdere solo voi il campionato? No, guarda, questo mi sembra un po' riduttivo, perché ovviamente non è legato solamente ai nostri risultati. Sì. Fortunatamente, e spero che sia così, che le 3 squadre arriveranno fino in fondo, e poi obiettivamente chi vincerà sarà orgoglioso, perché aver vinto un campionato così competitivo è veramente Livello altissimo, gratificante. livello altissimo. Ma le altre 2 non sarà un fallimento per le altre 2, mi sento di dire. La stessa perché- domanda che ho fatto anche agli altri che sono venuti in studio, parlo del Città di Valverde e anche della Città di Randazzo, che so che sono molto attrezzati. Ma a questo punto voi siete pronti per affrontare anche il campionato di promozione il prossimo anno? Cioè la società è pronta dal punto di vista mentale ed organizzativo? Guarda, la società è abbastanza nuova. Ti dico che i ragazzi, l'80-90% dei ragazzi è abituato anche a fare altri tipi di campionati. Quindi, di insomma, promozione e non quant'altro. ci dovrebbero Quindi essere non ci problemi. sono assolutamente dubbi. La società è abbastanza nuova, però si è mossa abbastanza bene quest'anno, quindi me lo auguro. Benissimo, allora noi ti auguriamo il buon proseguo e un in Grazie. bocca al lupo non soltanto a te ma a tutta la squadra. Naturalmente, grazie molte. Grazie a Nino Grazie. Mirabito, Città di Catania, ospite oggi nella nostra trasmissione. Abbiamo chiuso, abbiamo già salutato Alessio, devo a questo punto soltanto
salutare la qui presente splendida Giulia Bonaccorsi, che oggi da sola insomma ha condotto insieme a me la trasmissione, perché la scorsa settimana è stata assente per febbre. Adesso c'è Federica invece a casa malata con la febbre, che salutiamo, anche a lei auguriamo la pronta guarigione. L'importante è che non La manchi pross- nessuna delle due. Beh, ci mancherebbe. Siamo rovinati. Siamo la rovinati. prossima Senza le settimana- peraltine siamo sempre rovinati. Esatto. La prossima settimana torneremo cariche entrambe. Benissimo, perfetto. Grazie a Giulia Bonaccorsi, io vi saluto, vi auguro il buon proseguo con Sesta Rete e vi ricordo che questa trasmissione la potrete seguire anche in replica questa sera a partire dalle 23 e poi in replica domani mattina, lunedì, a partire dalle 8:30. Arrivederci a tutti e appuntamento alla prossima settimana.